Dopo un anno intero di lockdown, zone rosse, restrizioni e difficoltà, anche questa Pasqua sarà una festività in trincea per i veneti. Ennesima Pasqua purtroppo di restrizioni, ancora in trincea, ma speriamo insomma che questa sia effettivamente l'ultima di una lunga serie di restrizioni e di questioni insomma delicate, pericolose, emergenziali che abbiamo dovuto affrontare. La fine di questa emergenza è già nel mirino, la luce in fondo al tunnel si fa sempre più forte e vicina, ma non bisogna abbassare la guardia. Vogliamo vedere la luce in fondo al tunnel e sicuramente con le vaccinazioni, con tutte le operazioni che stiamo mettendo in atto e qui permettetemi anche di ringraziare e di fare gli auguri a tutti i nostri sanitari, a tutti quelli che sono impegnati anche durante questi giorni di Pasqua per permetterci di essere più tranquilli, per permetterci di essere più in sicurezza. Pasqua vuol dire passaggio e quella del 2021 potrebbe essere la Pasqua della rinascita, del ritorno graduale verso la normalità o del raggiungimento di una nuova normalità. Io mi auguro effettivamente che questa sia una Pasqua di ripartenza per tutti noi e di un ritorno graduale, lento alla nostra quotidianità, alla nostra normalità.